Vita in Comune, il programma che avvicina l'amministrazione comunale ai cittadini. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Conegliano Veneto Group. Oggi abbiamo in studio il signor Sindaco, l'ingegner Fabio Chies. Buongiorno Sindaco. Buongiorno. Allora, oggi chiederemo al Sindaco cosa è successo in questi 5 mesi di governo. Prego, signor Sindaco, ci racconti un po' quali sono state le difficoltà, i successi, i progetti, ci racconti un po'. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a te e grazie dell'invito. Innanzitutto sono contento di essere qui, perché questa è una radio che secondo noi, secondo me, ma secondo tutta l'amministrazione è una fonte di particolare importanza per Conegliano, perché raggiunge moltissime persone ed è in grado anche di fare da tessuto sociale tra le persone, perché la radio è, e poi con Veneto Globe dopo, siete sicuramente un punto di riferimento per tutti, per cui vi ringrazio per quello che fate e un grazie anche ai telespettatori che seguono da una parte Veneto Globe e dall'altra la radio, e sicuramente trovano in questo anche un motivo per essere accompagnati durante le giornate. Questo lo dico perché da 5 mesi e mezzo che sono sindaco di questa città, ed una delle cose che più mi stringe il cuore è quando ricevo le persone il mercoledì e vedo quelle che sono le difficoltà che anche una città come la nostra, che è considerata una città sicuramente con meno problematiche rispetto ad altre anche a livello sociale, comunque capiamo che molte persone sono in difficoltà. Non sono in difficoltà solo da un punto di vista economico, che purtroppo è quello che viviamo e vediamo nella società di oggi, ma sono anche in difficoltà soprattutto da un punto di vista sociale. Abbiamo molte persone sole, molte persone a cui si è disgregata la famiglia, e qui possiamo parlare sia da un lato di giovani coppie con figli che magari hanno avuto dei problemi all'interno della famiglia, ci sono magari padri soli o madri con giovani a seguito, e sicuramente in difficoltà sia gli uni che gli altri, magari in difficoltà molte volte i padri perché hanno difficoltà economiche, non hanno più un tetto sotto cui stare, in difficoltà le madri perché effettivamente crescere dei figli oggi è già difficile in una condizione normale, appena ci mettiamo in condizioni di difficoltà maggiori sicuramente diventa un'impresa veramente improba. E poi gli anziani, molti di questi sono veramente lasciati soli, anche perché la società di oggi costringe ambedue i figli magari a lavorare, anche le nuove generi lavorano, per cui questi signori di una certa età che avrebbero ancora molto da dare, secondo me si trovano veramente in difficoltà. È per quello che noi, anche noi qui è tutto volontariato in Radio Conegliano, anche perché Radio Conegliano non è più un'azienda come era, ma adesso è un'associazione. E quello che vogliamo appunto è far compagnia anche agli anziani che non hanno le capacità di usare un computer, sì. Quindi la Radio Conegliano, l'unica radio della città, e ci teniamo a far compagnia anche a queste persone sole, accompagnarle con delle rubriche interessanti, con della musica soft. Non lo so, perché molte persone, avete fatto anche un egregio lavoro in questi mesi anche col Consiglio Comunale, perché molte persone effettivamente sono in difficoltà nel muoversi, non usano come purtroppo i nuovi strumenti di comunicazione, perché ovviamente non sono alla portata di tutti, neanche per la conoscenza, per cui abbiamo una fascia molto divisa tra giovani che utilizzano le nuove tecnologie in maniera quasi naturale e le persone sopra una certa età che purtroppo sono lontani da tutto questo mondo. E la radio è comunque, fa un'opera trasversale, perché la radio unisce i giovani da un lato e gli anziani dall'altro, per cui per quello che dicevo prima, può essere uno dei metodi di comunicazione che veramente sono intergenerazionali, forse uno degli ultimi che sono rimasti. Per quanto riguarda, ripeto, l'azione amministrativa, si sta da un lato cercando di sopperire a tutte quelle che sono le crisi sociali che in questo periodo si ripercuotono sempre di più sulla cittadinanza, per cui una grande attenzione a quelli che sono tutti gli alloggi che vengono dati alle persone indigenti, ma anche alle emergenze abitative, perché ci sono persone che per vari motivi da un giorno all'altro si ritrovano senza lavoro in un mondo del lavoro che è diventato
flessibile solo in uscita, come dico io, purtroppo non è molto flessibile in entrata, ma in uscita lo è, dovuto anche purtroppo ai fallimenti che sono succeduti negli anni precedenti. Diciamo che adesso abbiamo un po' stabilizzato la situazione, poi ci sono state persone che da un giorno all'altro si sono trovate in grossissime difficoltà. D'altronde il costo della vita è molto elevato e già con gli stipendi normali si fa fatica a mantenere una famiglia, figuriamoci nei momenti in cui magari uno dei due stipendi viene meno. Per cui una grande attenzione a queste, dico solo un dato per tutti, noi ogni anno paghiamo circa 150.000 euro in affitti per le mensilità che diamo, a quelle poche mensilità che diamo alle persone in difficoltà, per cui vi fa capire questa cifra rapportata magari 2 o 3 mesi di affitto quante persone ci stanno aiutando. Però penso che questo sia uno dei compiti fondamentali dell'amministrazione locale, per cui da un lato l'attenzione sociale che, devo dire la verità, è sempre stato un fiore all'occhiello di Conegliano, sia il sociale che il progetto giovani. 2 fiori all'occhiello della nostra città sui quali investiamo molto, che però ritengo abbiano un grandissimo valore e anche un grandissimo ritorno sociale ed economico, perché per tutte quelle famiglie e tutti quei giovani che si aiutano è meglio aiutarli in un primo momento di difficoltà che poi ritrovarsi delle persone che inevitabilmente non sono in grado di rientrare né nel mondo del lavoro né in una normale socialità. Per cui da un lato questo, dall'altro tutto ciò che si sta facendo a livello di infrastrutture e per cercare di migliorare la nostra città. Noi avevamo delle situazioni sicuramente che abbiamo ereditato negli anni e che dovevano trovare una soluzione. Ci sono le questioni legate alla zoppa Sarena, che per noi è centrale. Abbiamo fatto moltissimi eventi negli ultimi anni, soprattutto a livello di spettacoli, sta diventando un centro di attrazione interregionale e questo per noi è importantissimo. Stiamo portando avanti la candidatura dell'UNESCO, noi siamo insieme alle colline di Valdobbiadene, le colline di Conegliano e Valdobbiadene sono all'attenzione come possibile patrimonio dell'UNESCO. Questo è un progetto importantissimo, spesso sottovalutato, ma secondo noi fondamentale, perché il futuro di una comunità come la nostra non può essere che un futuro legato al turismo, all'enogastronomia, ai prodotti tipici della terra. Magari verrà un po' meno tutto quel lato industriale che aveva caratterizzato per alcuni decenni la nostra città, ma sicuramente questo sfogo che abbiamo oggi, questa opportunità che abbiamo di diventare patrimonio dell'umanità è fondamentale. Già i turisti, abbiamo dati sul turismo in città che sono dati incoraggianti, aumentiamo un ritmo di circa il 9% l'anno. Il grosso problema per noi è il problema legato al commercio, facciamo fatica a intercettare i dati del turismo e con quelli far ripartire il commercio, perché purtroppo molto è cambiato nel settore del commercio, le dinamiche sono differenti da quelle che ci sono state negli ultimi decenni, il mondo è cambiato completamente, non solo per i grandi centri commerciali, ma anche per l'e-commerce e tutto ciò che riguarda questo lato, soprattutto di persone più giovani che comprano quasi esclusivamente via internet. Sì, questo è un problema, è un vantaggio sicuramente per chi magari oggi appunto non ha tempo e cosa, però è un problema per soprattutto i piccoli negozianti, perché sì, ovviamente le grosse catene non risentono di questo. Anche perché il piccolo negoziante fondamentalmente non ha solo la sua bottega, ma la sua bottega è controllo di vicinato, è pulizia davanti ai negozi, è sicurezza per la città, perché ogni negozio aperto è comunque un presidio cittadino, per cui diventa problematico ogni volta che chiude un negozio. E purtroppo abbiamo visto a Conegliano chiudere molti negozi, come li abbiamo visti chiudere in tutte le città limitrofe. Questo è un grosso problema, ne stiamo parlando con i commercianti e abbiamo fatto anche un bel convegno qualche giorno fa al convento San Francesco, in cui si è parlato di Conegliano 2030, che è un protocollo d'intesa che dovrebbe trovare delle soluzioni per la città da attuare nei prossimi anni. È stato fatto dall'ASCOM insieme al Comune di Conegliano, è stato chiamato protocollo 2030, vuol dire 2030, perché nei prossimi 10 anni sicuramente bisogna mettere insieme una serie di iniziative che sono di vario tipo. Ci sono iniziative che possono essere sviluppate a breve periodo, iniziative a più lungo periodo, per cui diciamo
una proiezione decennale può essere utile per capire dove vogliamo portare la nostra città. Ci saranno una serie di forum e tavole rotonde che partiranno da qui fino a giugno dell'anno prossimo, per cercare a giugno di fare una sintesi di tutti questi tavoli in cui avremo vari attori, tutti gli attori che si riconoscono nella nostra città, per cui non solo i commercianti ma anche gli artigiani, gli imprenditori, anche tutti coloro che si occupano del mondo della scuola e di tutte le altre realtà, e cercheremo di fare una proiezione, una visione di quella città che vogliamo. Altri progetti che stiamo portando avanti, che abbiamo già raggiunto magari risultati, che erano iniziati, che sono stati terminati? Ma una serie di progetti li stiamo facendo, diciamo che oggi quando si parla di progettualità non si parla più di progettualità in termini di edilizia e di opere, e di grandi opere. La gente conosce bene quali sono purtroppo i problemi di bilancio. Le cose su cui stiamo puntando principalmente sono la sicurezza negli edifici scolastici, che per noi è particolarmente importante, e la sicurezza nei luoghi di lavoro negli edifici pubblici. Stiamo pianificando un bilancio che andremo ad approvare entro il 31 dicembre, per cui entro fine anno, a differenza degli anni scorsi dove i bilanci lo Stato ti consentiva di farli anche dopo metà dell'anno successivo, per cui qualcosa di assolutamente assurdo. Oggi ci stiamo riportando entro la fine dell'anno e abbiamo fatto uno stanziamento, abbiamo previsto uno stanziamento che ovviamente non è ancora stato approvato, perché il bilancio, ripeto, sarà approvato entro la fine di dicembre, ma che prevede più di 150.000 euro per le analisi di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici. Un qualcosa che non era mai stato fatto, che però noi riteniamo di fondamentale importanza. Anche i genitori. Sì, perché penso che sia un'azione di civiltà. La cosa che mi dispiace è che sia lasciata alle amministrazioni locali purtroppo l'onere di fare tutto ciò, perché non basta fare le analisi e periziare gli edifici, ma poi bisogna fare anche tutta una serie di interventi su questi edifici che sicuramente si renderanno necessari, che noi vogliamo fare e che programmeremo per i prossimi anni. Però penso che dovrebbe essere l'amministrazione centrale dello Stato a prendersi cura di tutti questi edifici, perché sicuramente non è possibile trovare nelle pieghe del nostro bilancio tutti i denari necessari per fare questi interventi. Sappiamo che purtroppo le amministrazioni comunali sono tartassate dal governo centrale. Il discorso luci, illuminazione, come sta procedendo? Ma sta procedendo molto bene, molto celermente, come tutti hanno potuto verificare. L'azienda si sta muovendo nei tempi che avevano previsto, per cui entro la fine dell'anno saranno sostituite completamente tutti i punti luce di Conegliano. Questo ci permetterà di poter tenere accesi tutti i lampioni, innanzitutto di notte, e poi avere soprattutto un consumo molto inferiore a quello che si aveva precedentemente. Vuole parlarci un po' del Natale, di cosa succederà, visto che siamo qua? Dopo spero che lei verrà a fare gli auguri di Natale a tutti i cittadini più avanti, no? Ma certamente, questo sicuramente sarà un onore per me venire qui a fare gli auguri di Natale. Venerdì accendiamo l'albero in piazza Cima. Noi ci saremo. Oggi si è deciso di farlo all'americana, per cui il sindaco accende l'albero e dà inizio a Natale coneglianese. E sicuramente c'è stata anche qualche critica sul Natale, ecco, io non penso, l'ho ripetuto più volte, che il Natale sia il problema principale di questa città. Noi abbiamo cercato e cercheremo di rendere il Natale gradevole ai cittadini coneglianesi, perché riteniamo, si dovrebbe anche tornare alle radici effettivamente del Natale, per cui diciamo che prima di tutto è una festa religiosa in cui ci auguriamo che tutto possa andare per il meglio e tutti possano viverla, soprattutto nell'ambito familiare, con la massima serenità, e penso che questo sia l'augurio migliore che tutti noi possiamo fare per Natale. Dopodiché l'amministrazione cercherà di rendere piacevole la città per queste feste, con le luminarie che sono già state collocate, che verranno accese anche queste in questo fine settimana, con l'albero, con le casette in Viale Carducci, con una serie di iniziative che possano rendere anche appetibile la città, che possa essere visitata dai turisti. Con la filodiffusione importantissima da parte di Radio Conegliano. E a parte le battute, è importante anche perché rende il clima di Natale.
Ci piace pensare che Natale sia quel periodo in cui tutti ci riavviciniamo alla nostra famiglia, abbiamo un po' di tempo in più, si abbia un po' di tempo in più tutti da passare con i nostri cari, e ripeto, magari qualche polemica sul Natale o su quello che si fa ci sta, però diciamo che più che le polemiche, ripeto, auguro veramente che il Natale sia un Natale di serenità e sia un Natale in cui tutti possiamo passare qualche momento tranquillo nonostante le difficoltà che tutti stiamo vivendo. Speriamo che ci sia anche una prospettiva per i nostri ragazzi. L'ho detto l'altro giorno quando consegnavamo le borse di studio agli studenti delle superiori, che bisogna dare più energia e più positività ai nostri ragazzi. Dobbiamo smetterla di dire che non ci sarà un futuro per la nostra nazione, per la nostra città. Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità, e penso che i giovani di oggi su questo ci danno un grande insegnamento, perché nonostante spesso vengano agli onori della cronaca per le cose negative, e sono la parte minore dei nostri giovani, la maggior parte dei nostri giovani si sta preparando anche per un futuro che non è più un futuro come avevamo noi all'interno della nostra provincia, all'interno della nostra regione. Si stanno preparando a quelle che sono le sfide internazionali, per cui vedo dei giovani molto preparati. Molti vanno anche all'estero, anche per necessità a trovare lavoro, molti di questi occupano posizioni di prestigio a livello europeo e mondiale, per cui questo deve essere un vanto per tutti noi, anche perché le nostre scuole sono tra le scuole migliori della provincia e della regione. Per cui non guardiamo sempre i lati negativi, cerchiamo di guardare anche quelli positivi, di ragazzi che girano il mondo, che sanno come si fa a confrontarsi con gli altri paesi, ripeto, d'Europa, ma anche intercontinentali, che poi tornano nel nostro paese, torneranno sicuramente nel nostro paese, con un background molto importante che consentirà anche di ripartire all'Italia. Anche perché se guardiamo la storia, noi veneti ci siamo stati sempre in maniera egregia. Moltissimi personaggi famosi sono veneti. Adesso non so, mi viene in mente Giotto, mi viene in mente chi mi viene in mente? Boh, adesso non mi ricordo nessuno, ma insomma abbiamo avuto tantissimi personaggi veneti. Ma che Cima da Conegliano piuttosto che Marco Polo. Sì, ecco, sì, un po' di veneti ce li abbiamo, ma anche oggi nell'imprenditoria mondiale. Molte delle eccellenze sono venete, basta che guardiamo Luxottica o altro, cioè anche le eccellenze attuali, abbiamo grandissimi imprenditori a livello mondiale, per cui io non è che mi spaventerei tanto delle sfide internazionali, è che dobbiamo fondamentalmente far capire ai ragazzi che ci sono grandi opportunità. Mi dispiace vedere, soprattutto da parte di persone che hanno già comunque una loro solidità anche economica, dire sempre che questo paese è al declino. Ecco. Sono cambiate le condizioni al contorno, purtroppo bisogna lavorare in maniera differente. Ok, di cos'altro parliamo, Sindaco? Abbiamo finito, direi? Sì. Di alcune cose abbiamo parlato, io penso, spero che mi inviterete ancora, così parleremo di altre cose, e ci vedremo per Natale per gli auguri, certo. E anche mi sembra facciate una bellissima iniziativa al CONE, per cui anche lì ci sarò volentieri. Sì, verrà a dare il via. Verrò a dare il via il 28. Il 28, sì. Perfetto, grazie e buona giornata a tutti. Quindi anch'io saluto tutti voi, saluto il nostro sindaco e alla prossima. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Vita in Comune, il programma che avvicina l'amministrazione comunale ai cittadini.